Ciao amici, sono arrivato qui alla manifestazione più importante del mondo, il Vinitaly. Ho trovato uno stilista, ma è molto particolare perché ha brevettato dei vestiti del lusso per bottiglie. Allora io mi sono adattato. La mia missione è andare al consorzio del Prosecco d'OCG per far festa grande per la candidatura patrimonio UNESCO, ma strada facendo non posso esimermi dal bere qualcosina, allora mi porto dietro gli esperti qua, i migliori sommelier ice del Veneto. Questo è un vermentino di Gallura di OCG. 3 aggettivi per piacere. Mineralità, macchia mediterranea e mare. Evviva! Qui abbiamo un pecorino d'OCG. Tradizione, struttura e consapevolezza. Siamo in Toscana. Il patria del Sangiovese è come non venire nel Chianti di OCG. Freschezza, versatilità e croccantezza. Quasi arrivato a casa. Il ribolla gialla, fresca, frizzante ma soprattutto friulana. Sono tutti bravi comunque qua dentro, eh. Tutti che mi fermano e mi chiedono di fare la foto, ma io oggi sono gasato. Canale, fermati! Non posso fermarmi. Sono finalmente arrivato in Veneto con un Amarone della Valpolicella, maestoso, inimitabile e glamour. molto puito, no glamour, puito. Cuito. Vulcanico, unico, canal potente. Evviva la potenza allora! Diciamo una cosa importante. Non dovete bere se siete sotto i 18 anni perché il vostro stomaco non digerisce l'alcol e dunque va tutto nella vostra testa. E quindi quando poi diventate grandi che potete bere, non capite più niente, neanche vi godete il vino. Ma una cosa importante è che chi guida Non beve! Puito.